benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Ad Agrigento il dramma di una bimba appena partorita in ospedale dalla sua mamma che si è allontanata senza riconoscerla come previsto dalla legge, salvo poi pentirsene. Ora toccherà alla magistratura, assieme ai servizi sociali, stabilire se la donna potrà riavere la bimba. Nel pomeriggio Corleone si ferma per i funerali di madre e figlia disabile, morte in un tragico caso di omicidio-suicidio che forse poteva essere evitato. Per ora nessuno stop alla programmazione di visite e interventi d'emergenza al centro cardiologico pediatrico di Taormina, malgrado l'allarme della UIL di Messina, secondo cui il 31 il centro d'eccellenza si fermerà. Il direttore Agati dice spero in una nuova proroga, ma la Regione ancora non conferma. Contro il caro voli la Regione pianifica un secondo treno Sicilia Express per il rientro per le feste di centinaia di giovani che studiano e lavorano al nord. Da domani in vendita i biglietti del primo Sicilia Express. Catania, operai all'opera per ripulire la fontana di Proserpina. I civili la utilizzano, come vedete, come pattumiera e alcuni anche come dormitorio. Svuotate le vasche, il monumento sarà transennato in vista di un sofisticato intervento di restauro. Sempre a Catania, suoni in metro, cori e canti di Natale nella stazione della metropolitana Giovanni XXIII. Nella stessa fermata allestita una mostra con materiale riciclato. Calcio, 7 punti in 3 partite, il Palermo si è messo alle spalle il periodo nero e ora punta a risalire la classifica. Venerdì al Barbera la sfida con la Sampdoria per allungare la striscia positiva. In Lega Pro volata finale del girone d'andata per il Catania, che domenica va a Potenza, prime mosse di mercato del club rossazzurro per trovare rinforzi in grado di sostituire i tanti infortunati. Bentrovati. Dunque ad Agrigento saranno i servizi sociali coordinati dalla magistratura a stabilire se potrà riavere la bimba appena partorita la donna che si era allontanata senza riconoscerla, salvo poi pentirsene. Adelaide Barbagallo. La piccola sta bene, dorme nella sua culletta d'ospedale, ignara di quanto attorno a lei stia accadendo. Il suo destino al momento è incerto. Chi la crescerà? In quale città muoverà i suoi primi passi? In un altro letto accanto al suo reparto, nello stesso ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è nata, c'è la sua giovane mamma. Subito dopo il parto cesareo ha detto che non voleva riconoscere la figlia, così come previsto dalla legge. Poche ore dopo si è allontanata dalla struttura, ma il rimorso di aver lasciato quel fagottino, certamente in mani sicure e non nel ciglio di una strada o in un cassonetto, ma non nelle sue braccia di mamma, è stato troppo grande ed è tornata sui suoi passi. Ai medici ha detto voglio mia figlia, mi sono pentita, voglio crescerla io, ma davanti alla porta della neonatologia ha trovato la polizia. A quel punto il crollo psicologico e il malore. La giovane è stata nuovamente ricoverata. Un dramma che sta vivendo da sola, la maternità, il parto, la difficile scelta di crescere oppure no la sua bambina. La giovane vive in un contesto familiare difficile, il suo è un caso delicato di cui si stanno occupando magistratura e servizi sociali. Non è ancora chiaro se a questa mamma, originaria di un'altra provincia siciliana, verrà tolta la bambina o se entrambe saranno accolte in una casa famiglia. Pomeriggio a Corleone, i funerali di Lucia Pecoraro e Giuseppina Milone, madre e figlia disabile, morte in un tragico caso di omicidio-suicidio. La comunità è ancora sotto shock per questa tragedia familiare che forse poteva essere evitata. Emanuela Corsi.
La comunità di Corleone, sconvolta dal tragico omicidio-suicidio di sabato scorso, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lucia Pecoraro e Giuseppina Milone. Il paese è ancora sotto shock per la scelta della donna di 78 anni di uccidere la figlia disabile 47enne e poi in un gesto disperato di togliersi la vita. Ieri in segno di lutto è stata annullata la processione con il simulacro della Madonna Immacolata, copatrona del paese. La comunità si è raccolta invece nella chiesa di Santa Maria di Gesù per una veglia, presieduta dall'arcivescovo di Monreale, Monsignor Gualtieri Sacchi, in vista dei funerali che saranno celebrati oggi alle 15:30 nella chiesa madre di San Martino. Restano aperti tanti punti di domanda su una tragedia familiare che forse poteva essere evitata. Lucia Pecoraro, dopo la morte del marito, ex infermiere, stroncato 8 mesi fa da un male incurabile, era rimasta sola ad accudire la figlia affetta da autismo e ormai allettata a causa di un incidente. Si cerca di capire se le due donne abbiano ricevuto un'adeguata assistenza dei servizi sociali e dalle istituzioni. In una lettera trovata nella casa di Via Crispi, Lucia Pecoraro, prima di strangolare la figlia e impiccarsi, ha scritto: «Scusatemi, ma non ce la faccio più. Chiedo perdono a tutti». Una storia che ha scosso l'opinione pubblica, figlia dell'indifferenza nei confronti di chi è più fragile e di chi chiede soltanto rispetto per la propria dignità di essere umano. Un ragusano è stato arrestato perché è trovato in possesso di diverse armi clandestine. Durante una perquisizione nella sua officina sono stati sequestrati vari fucili, pistole e cartucce. Le armi, che avevano la matricola cancellata, erano nascoste fra i rottami delle auto. A Taormina adesso nessuno stop alla programmazione delle visite e dei ricoveri d'emergenza al centro di cardiochirurgia, anche dopo l'allarme lanciato dalla UIL di Messina, secondo cui il 31 scadrà la proroga dell'attività del CCPM e, a meno di novità, la chiusura sarebbe d'obbligo. Il direttore Agati conferma di rimanere in attesa dell'ennesimo prolungamento dell'attività. Roberta Lunghi. Il 31 dicembre è indiscutibilmente la data della scadenza dell'ultima proroga alla operatività del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La storia degli ultimi anni racconta di un proseguo solo a suon di proroghe, con la spinta verso richieste di deroga a una legge che avrebbe portato la Sicilia a una situazione speculare alla Regione Veneto, e invece ci si ritrova a vivere ancora di attese. Le attese sono relative al rinnovo o a qualsiasi forma di proroga, deroga o qualsiasi comunicazione da parte dell'assessorato. In una nota la UIL di Messina riaccende i riflettori sul versante della consapevolezza della data, oltre la quale senza un atto formale sarebbe chiusura. Un volontario allarme da una parte, ma anche monito e scuotimento all'azione dall'altra. Chiediamo che ci sia immediatamente intanto la proroga che vada oltre il 31 dicembre e poi soprattutto che la nuova rete ospedaliera preveda definitivamente una stabilizzazione del centro di cardiochirurgia pediatrica in maniera tale da dare certezze a migliaia e migliaia di piccoli pazienti, delle loro famiglie e ai lavoratori di questo reparto. Al netto di quanto prometteva la bozza della nuova rete ospedaliera, ancora non approvata e che vedeva il centro taorminese Costola del Civico di Palermo, le interlocuzioni sono ancora in corso. Quello che noi sappiamo è che l'ASP di Messina ha chiesto chiarimenti all'assessorato in merito al continuo delle attività del centro. Dal canto suo il dottore Agati non ha fermato la programmazione delle visite e delle operazioni in urgenza, come l'ultima di pochi giorni fa su una neonata di 600 grammi. La nostra lista d'attesa è basata molto sulle visite ambulatoriali e quello che noi facciamo. Non abbiamo sospeso nessun ricovero. Interpellata, l'assessore regionale Faraoni al momento ci lascia anche lei in attesa di risposta. Aspettiamo dunque una risposta della Regione Siciliana sul CCPM di Taormina. Intanto lo stesso ente vuole un nuovo Sicilia Express per far fronte all'emergenza del caro voli. Le tariffe degli aerei da e per la Sicilia, lo sapete, sono ormai a livelli praticamente insostenibili. Da domani saranno in vendita i biglietti del primo Sicilia Express. Luca Ciliberti.
Il caro voli spinge la regione siciliana a incentivare il Sicilia Express, il treno speciale convenzionato che è stato pensato per far tornare a casa studenti e lavoratori a un prezzo calmierato, 29 euro circa a tratta. Fino ad oggi è prevista un'unica partenza, il 20 dicembre, da Torino verso Palermo e Siracusa. Il ritorno sarà il 5 gennaio. La vendita dei biglietti non è ancora partita, ma è facile immaginare, così come è accaduto lo scorso Natale e a Pasqua, che i 600 posti a disposizione andranno esauriti in poco tempo. Il treno, inizialmente derubricato iniziativa spot della regione, è stato apprezzato invece dai viaggiatori perché è fornito di tutti i comfort e viaggia a prezzi concorrenziali anche rispetto alle attuali proposte commerciali di Trenitalia. La difficoltà di replicare l'offerta sta adesso nella capienza delle linee, soprattutto nel centro Italia. Infatti la regione ha già pronte le risorse, 160.000 euro circa, per coprire l'iniziativa, ma resta in attesa del via libera del gestore. Intanto i prezzi dei bigliettieri continuano a lievitare, 500 euro in media per un volo di andata e ritorno per la Sicilia nel periodo delle festività natalizie. In mancanza di voli a prezzi abbordabili e in attesa del secondo Sicilia Express, in tanti si stanno già orientando per i bus a lunga percorrenza, un servizio che non conosce crisi durante tutto l'anno. Divario salariale di genere anche in Sicilia. Un lavoratore nella nostra regione guadagna in media 81 euro al giorno, mentre una donna ne prende appena 59, e nel ragusano va ancora peggio. La CGIL denuncia questa doppia ingiustizia di territorio e tra sessi. Veronica Barbarino. Parità retributiva tra uomini e donne? Nel 2025 ancora non esiste. In Italia una donna guadagna in media 77 euro al giorno, contro i 104 di un uomo. E in Sicilia la situazione non migliora. Gli uomini percepiscono circa 81 euro al giorno, mentre le donne si fermano a 59. Un gap che conferma come il lavoro femminile continui a essere svalutato, più precario e spesso intrappolato nel part-time non volontario. In occasione della giornata europea per la parità retributiva, la CGIL Ragusa parla di una doppia ingiustizia di territorio e di genere. Nel ragusano, infatti, i numeri sono ancora più drammatici. Qui una lavoratrice guadagna appena 54 euro al giorno, un uomo invece ne percepisce 75 e le donne rappresentano solo il 39% della forza lavoro provinciale. Le donne normalmente guadagnano molto di meno, intorno al 16-17% in meno rispetto ad un uomo che ha, diciamo, lo stesso lavoro, lo stesso grado, livello culturale, lo stesso livello lavorativo. Come se una donna lavorasse 12 mesi ma venisse pagata soltanto per 10 mesi e mezzo. Non è possibile che una donna che è anche gravata da altri lavori, quelli di cura della propria famiglia, dei propri cari, i genitori anziani, i figli, non sia aiutata a poter essere mamma, donna lavoratrice e poter essere anche soddisfatta dal punto di vista economico. Per il sindacato servono quindi contrattazioni, politiche attive e servizio di supporto, così da garantire alle donne di conciliare reddito, cura e dignità. Non c'è dubbio, l'attualità politica adesso, la maggioranza siciliana è alla prova di tenuta. Oggi inizia l'esame della finanziaria e per arrivare preparati in aula i partiti si incontrano in un vertice di maggioranza, la cui priorità è quella di scremare una manovra che è cresciuta a dismisura. Manlio Viola. Da 28 a 134 articoli. Si è gonfiata a dismisura la manovra finanziaria della regione siciliana. Il testo che oggi arriva all'Ars è molto più ampio di quello che era stato predisposto dalla giunta regionale di governo. Una legge che rischia di diventare un enorme contenitore di spesa. Per questo il presidente della regione, Renato Schifani, vorrebbe scremare questa legge di stabilità complessa e dispendiosa, sia per il rischio di una infinita battaglia d'aula, sia per l'esigenza di trovare risorse da destinare all'aumento del monte ore degli ex precari stabilizzati in SAS, la società controllata dalla regione nelle ultime settimane. Una scrematura certamente non facile, per fare la quale c'è bisogno di un accordo complessivo nella maggioranza. Ed è questo il tema al centro del vertice di maggioranza voluto dal presidente della regione per oggi. Un vertice che ha rischiato di slittare per effetto della giornata post-festiva. Non c'è grande urgenza, inoltre, visto che oggi l'Ars si limita ad incardinare la manovra e dare il termine per gli emendamenti che dovranno essere consegnati entro le 12 di giovedì prossimo. Poi gli uffici li analizzeranno e decideranno l'ammissibilità
possibilità. Insomma, la discussione entrerà nel vivo solo la prossima settimana, probabilmente martedì 16, con l'intento di andare ad approvazione entro 7-8 giorni, massimo 9, quindi prima di Natale. Ma il clima è teso ed avere qualche giorno in più per discutere dentro la maggioranza è cosa utile. Così, intorno al tavolo tondo, al centro delle stanze del governo, al piano nobile di Palazzo dei Normanni, si sono visti 2 o 3 rappresentanti per ciascun partito della maggioranza. Non c'è la DC, nonostante le voci degli ultimi giorni. Il partito continua a dialogare con il governatore, ma non siede al tavolo delle decisioni, pur garantendo appoggio alla manovra. Un appoggio che però non sarà eterno, una posizione che dopo l'approvazione della legge di stabilità dovrà essere rivista in un senso o nell'altro. A Catania operai all'opera per ripulire la fontana di Proserpina. In civili la utilizzano come pattumiera e alcuni persino da dormitorio. Svuotate le vasche, il monumento sarà transennato in vista di un sofisticato intervento di restauro che rimetta finalmente le cose a posto. Tonino De Mana. Centinaia e centinaia di bottiglie, prevalentemente di vetro, cartacce di ogni tipo, resti di cibo, cuscini ed anche televisori. Non è una discarica qualsiasi, ma è quello che si trova dentro la fontana di Proserpina, oggi un autentico monumento al degrado, colpa dei tanti incivili che utilizzano la vasca e il prato circostante per gettare ogni cosa. Davvero un pessimo biglietto da visita per chi arriva in treno a Catania, per non parlare di turisti e pendolari che passano, osservano e si indignano. È brutto farsi riconoscere per questo, perché è una bellissima città con tanta bellissima storia che viene messa spesso in secondo piano. Per questo motivo poi andiamo fuori, perché tendiamo a sminuire quello che abbiamo qui, perché siamo abituati a vedere questo schifo davanti ai nostri occhi tutti i giorni. Operai della Multiservizi all'opera per rimuovere montagne di rifiuti. Nel frattempo si svuota l'enorme vasca da oltre 15.000 litri e a chi, specie sui social, si è lamentato per l'acqua ristagnante, risponde questo operaio della Multiservizi. Se noi togliamo l'acqua, come altre volte è successo 2 o 3 giorni che dobbiamo fare dei lavori, vanno a dormire nella grotta degli acquisti comunitari. Avete capito bene, persino la grotta è stata utilizzata come dormitorio. Ultimato lo svuotamento, la fontana di Proserpina verrà transennata per evitare che dopo qualche ora possa ritrovarsi di nuovo piena di rifiuti e in vista di un sofisticato intervento di restauro programmato in primavera. Restiamo in città. Minaccia con un coltello la madre che si rifiutava di consegnargli l'auto del padre morto. Il giovane è fuggito all'arrivo dei carabinieri, ma è stato rintracciato a casa di un amico. E a quel punto i due, entrambi, hanno aggredito i militari, scagliando diversi oggetti, compresi dei coltelli. Sono stati denunciati tutti e due. A Catania cori e canti natalizi nella stazione della metropolitana Giovanni XXIII. È la manifestazione Suoni in metro, promossa dal Comune in collaborazione con la ferrovia Circumetnea. Nello stesso scalo ha allestita una mostra con materiale riciclato. Simona Mazzone. Canti di Natale, cori e musica della tradizione fino al prossimo 16 dicembre arricchiranno l'atmosfera nella stazione della metropolitana Giovanni XXIII di Catania, grazie all'iniziativa che torna anche quest'anno, voluta dall'assessore alla pubblica istruzione Guzzardi, Suoni in metro, promossa dal Comune in collaborazione con la ferrovia Circumetnea. La musica fa tantissimo per i ragazzi. Io penso che la musica, come così queste attività fatte dalla pubblica istruzione insieme alle scuole, siano uno dei migliori mezzi per il contrasto alla dispersione scolastica. Partecipano 10 scuole cittadine ad indirizzo musicale. Ad aprire il ciclo di concerti sono stati gli alunni degli istituti Deledda Coppola e San Giovanni Bosco. Meglio la chitarra classica o quella elettrica? Classica. E da quanto tempo la suoni? 2 o 3 mesi. Che musica ti piace suonare? Tu scendi dalle stelle. Talento, passione e tanto studio grazie al supporto dei docenti e dei dirigenti scolastici, ma soprattutto grazie ai sacrifici delle famiglie che questi ragazzi portano anche fuori dalle aule il proprio talento. Intonami la canzone tua preferita di Natale. Jingle bell, jingle bell, jingle all. La sai tutta? Sì. E fino al 6 gennaio i locali della metro Giovanni XXIII ospiteranno presepi, addobbi natalizi e alberi realizzati dagli studenti delle scuole a tema ambiente e riciclo. Allegria, musica e colori, il modo migliore per augurare a tutti i passeggeri della metro buone feste.
Grazie, buon Natale a voi. Nel cuore delle Madonie, a Blufi, in provincia di Palermo, torna il presepe meccanizzato, che è uno dei più grandi d'Italia. È un capolavoro di tradizione, di artigianato, che è visitato da ogni parte della Sicilia. Desiree Ferlito. Un capolavoro di arte e tradizione nel cuore della Sicilia. Il presepe di Blufi, piccolo borgo sulle Madonie, è un evento unico e suggestivo che attira visitatori da ogni parte dell'isola e non solo. L'inaugurazione della 16ª edizione nel giorno dell'Immacolata ha riscosso come ogni anno grande successo, un appuntamento divenuto tappa del Natale siciliano per molti. Un lavoro artigianale meticoloso ad opera di circa 30 giovani che da mesi dedicano ogni weekend alla costruzione, alla manutenzione e al perfezionamento del presepe e dei suoi personaggi. Fa del presepe di Blufi uno dei più grandi d'Italia. Un'area di circa 80 metri quadrati di proprietà della diocesi di Cefalù. Il presepe artistico riproduce non solo la natività ma anche le ambientazioni naturali tipiche madonite. Gli abiti dei 70 personaggi sono cuciti a mano, tutti raccontano un microcosmo di vita rurale siciliana, riportando alla memoria antichi mestieri e tradizioni. Scenografie, movimenti meccanici, giochi di luci e cicli giorno-notte contribuiscono a creare un effetto unico nel suo genere. Bellissimo, tutto questo a Blufi. È il momento della nostra pausa, subito dopo il calcio con il Palermo che punta a risalire la classifica e il Catania con la testa a Potenza. State con noi, vi aspetto. Calcio, un momento positivo per il Palermo che dopo la vittoria di Empoli pensa alla sfida di venerdì al Barbera contro la Sampdoria. Marco Gullà. 7 punti in 3 partite, il Palermo si è lasciato alle spalle i nuvoloni di crisi. L'ultima vittoria conquistata sul campo dell'Empoli ha sancito la guarigione dei rosanero, sorridenti anche dopo i risultati di ieri. Il Palermo adesso è a 5 punti dalle 2 capoliste, ovvero Monza e Frosinone. Continuità è quella che cerca Pippo Inzaghi, continuità che passa anche dal match di venerdì sera al Barbera contro la Sampdoria, che viene dal successo contro la Canarese. Un'altra vittoria permetterebbe al Palermo di dare un nuovo scossone alla classifica e provare ad accorciare verso la vetta. La sterzata c'è stata, ma cullarsi sugli allori sarebbe un errore gravissimo. L'obiettivo per il Palermo è sempre la promozione diretta. Poi a gennaio spetterà alla società rosanero fare i suoi passi, ovvero decidendo se rilanciare o meno sul mercato. Il budget è limitato, per i rinforzi pesanti servirà un po' di creatività e qualche cessione, come quella probabile di Brunori. Finale della girone d'andata per il Catania, che domenica va a Potenza, società rossazzurra, che si sta iniziando a muovere anche sul mercato per trovare le alternative da dare a Toscano dopo i diversi infortuni che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Francesco Triolo. Il momento di accelerare quello che vuole fare il Catania prima della sosta casalinga e del giro di boa del campionato. L'ultima giornata ha fatto registrare il rallentamento della Salernitana, ma il Benevento è sempre lì, con i rossazzurri al comando. Potenza fuori casa, l'Atalanta Under 23 al Massimino, sono questi i prossimi 2 appuntamenti davanti al gruppo rossazzurro che con il trascorrere delle giornate ha acquisito sempre più certezza e consapevolezza dei propri mezzi, dimostrandosi più forte anche delle assenze, tante importanti, che hanno caratterizzato soprattutto l'ultimo periodo. A Potenza Toscano ritroverà Di Tacchio, che ha scontato il turno di squalifica e confida anche nei rientri di Donnarumma e Pieraccini dai rispettivi infortuni. Sarebbero 2 pedine importanti per difese e corsie esterne. Considerato anche che Ierardi non sarà disponibile prima di metà gennaio dopo l'operazione di ernia. La volata di fine anno coincide anche con i primi movimenti in vista della sessione di gennaio del calciomercato e proprio gli infortuni costringeranno la dirigenza etnea a muoversi per rinforzare la rosa. Visti i tempi lunghi per l'infortunio di Cicerelli, il Catania sta vagliando Giovanni Bruzzaniti, 25enne fantasista del Pineto, che in questa stagione ha già messo a referto 7 gol e 7 assist. Il giocatore ha già dato il suo gradimento al Catania. Occorre discutere col Pineto, dove c'è già D'Andrea in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe rientrare nell'operazione. Nel mirino del Catania però c'è anche un difensore centrale di esperienza, oltre che un centrocampista che attualmente gioca in Serie B e infine un laterale sinistro come alternativa a Donnarumma. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio.